ok, no, ti dicevo e chiudo, dopo mi zittisco, che l'interfaccia non era così, quindi ci siamo trovati un po' spiazzate anche noi, ma va benissimo, per cui adesso niente, via libera a voi, al vostro webinar, ho visto che ci sono già un po' di persone collegate, quindi adesso gli do il Dove lo vedi, benvenuto Samantha? tramite... Scusami che così mi Da dai una dritta. sopra, vedo sopra vicino a domande, c'è chat, domande e un omino tipo. Ok, su persone. Io vedo soltanto organizzatori ed esperti al momento. Non vedo partecipanti. Può essere Possibile? anche organizzatori Io, esperti, però che io non aspetta. li possa vedere, non essendo organizzatore. Partecipanti in modalità ascolto. Ah no, io li vedo, ok, e sono Ok, chiusi da quindi una c'è cabina, però qualcuno ci che ci sta sono. Sì, ascoltando. c'è qualcuno che ci sta Va bene, ascoltando. ho questa, almeno questa informazione, posso partire, c'è qualcuno aperto Però in bella ingresso. questa interfaccia, secondo me, adesso che l'abbiamo capita molto più usabile, va bene. Sì, Ok. vediamo, ce la possiamo fare. Bene, allora, Samantha, grazie e do il benvenuto a tutti coloro che si stanno collegando a questo primo Digital Open Day del 2026. Io sono Giulia Forti, sono la referente per l'orientamento di ITS Academy Turismo Veneto e oggi non sono sola, vedete anche con me collegata Eleonora Molincolle, che è una nostra diplomata del corso Dolomiti Tourism Marketing and Communication. E quindi come ci organizziamo in questa mezz'oretta di chiacchierata insieme, vi darò io prima un piccolo inquadramento, una introduzione sul nostro ITS, sulla nostra offerta formativa e sui nostri corsi, su come siamo organizzati. Dopodiché lascerò spazio ad Eleonora per un suo racconto e testimonianza rispetto all'esperienza da corsista ITS e poi con anche un insight diciamo su quello che sta facendo ora e sulle prospettive che il corso ITS le ha potuto aprire a livello professionale. E prima di cominciare vi ricordo che abbiamo una chat dove voi potete lasciare domande, risponderemo verso la fine, lasceremo un po' uno spazio per un po' di Q&A alla fine di questo webinar e ovviamente potete rimanere poi in contatto con noi con varie modalità di cui vi dirò strada facendo. Direi di cominciare raccontandovi un po' che cosa sono gli ITS, ma immagino che voi, essendovi collegati qui quest'oggi, lo sappiate già. Noi siamo uno degli 8 istituti tecnologici superiori del Veneto, siamo una scuola di alta formazione, una academy che offre percorsi professionalizzanti post diploma nel settore del turismo, dei beni culturali, dell'organizzazione di eventi, del turismo enogastronomico, ma poi vedremo un po' meglio i contenuti e le specificità dei nostri corsi. I corsi ITS sono corsi biennali, articolati quindi su 2 annualità e che vedono un forte ancoraggio con il mondo del lavoro e delle imprese. Infatti, a differenza magari dei percorsi universitari o delle accademie di alta formazione, che sono le altre 2 opzioni che potete avere per la formazione post diploma, gli ITS si caratterizzano proprio per un legame molto stringente con le imprese, con le aziende. E questo lo hanno per definizione, proprio per volontà del Ministero di creare proprio un anello di congiunzione tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Quando inizia questo contatto con le aziende, inizia direttamente in aula, perché le lezioni sono tenute da professionisti, quindi proprio per disposizioni del Ministero, nelle nostre aule non entrano insegnanti, ma entrano aziende, entrano formatori, entrano imprenditori, li potete vedere anche sul nostro sito che io ho aperto e che sto navigando in questo momento e potete anche visitarlo anche voi tranquillamente, itsturismo.it e andare poi a spulciare magari anche i curriculum e i profili di questi nostri esperti che dunque in aula cosa fanno? Vi trasmettono delle competenze che sono aggiornate rispetto a modalità di lavoro, sistemi operativi, gestionali, competenze trasversali necessarie oggi e domani, quando una volta usciti dalle porte dell'ITS entrerete all'interno delle aziende. In realtà nelle aziende ci entrate anche prima perché la formazione degli ITS è una formazione
che coniuga la parte d'aula con questi esperti e la formazione invece in azienda. Quindi sulle 1800 ore di formazione del nostro ITS, 1000 ore si svolgono in aula e 800 ore si svolgeranno in stage aziendale. Il percorso si articola con un momento di formazione d'aula che va generalmente da ottobre a marzo, un periodo di stage nel momento della primavera, diciamo così, quindi tra aprile, maggio e giugno, e poi un'estate che rimane libera e che i corsisti possono gestirsi in autonomia. Devo dire che molto spesso continuano a collaborare per la stagione estiva nelle stesse aziende in cui hanno svolto l'esperienza di stage. Si torna in aula in ottobre nel secondo anno e l'esperienza è sostanzialmente identica, quindi aula, stage e poi un esame di stato conclusivo del biennio che permette di acquisire il diploma statale di tecnico superiore, che corrisponde al quinto livello nello European Qualification Framework, quindi un livello intermedio tra la maturità, che è il quarto livello ed è il requisito per accedere a un corso ITS, e una laurea triennale che corrisponde a livello europeo a un sesto livello. Oltre alle unità formative, quindi ai contenuti e alle competenze che vi trasmettono i nostri formatori e specifiche verticali sulle tematiche dei nostri corsi, offriamo anche altre attestazioni e altri benefit, in particolare le certificazioni della sicurezza sul lavoro che voi potrete quindi acquisire già durante la formazione, senza costringere poi i vostri futuri datori di lavoro a investire ulteriormente in formazione per voi, voi le avrete già pronte nel vostro curriculum. Siamo anche un centro autorizzato TOEIC, quindi potrete ottenere la certificazione linguistica di livello inglese per la International Communication, e poi vi sono una serie di altri benefit, contributi per l'alloggio, in particolare per i corsi montani. Il nostro corso di Belluno e il corso di Asiago hanno l'opportunità dell'alloggio gratuito, uno student kit che comprende la felpa, la divisa, il computer incomodato d'uso gratuito, e poi delle borse di studio sulla base dei fondi che abbiamo di volta in volta a disposizione a sostegno della vostra formazione su base reddituale. Il costo dell'iscrizione è di 500 euro all'anno. E ecco, diciamo che è una cifra abbastanza contenuta rispetto anche a quelle magari di una retta universitaria o di altri master o corsi di formazione. Chiaramente non è il costo effettivo di questi master, perché il costo reale è stato calcolato dal Ministero dell'Istruzione in circa 12.000 euro per ciascun corsista. Ai nostri studenti chiediamo una quota di soli 500 euro all'anno, perché il resto è tutto frutto di investimenti che arrivano dal PNRR, dal Ministero dell'Istruzione, dalla Regione Veneto, ma anche dai nostri soci fondatori, che sono anche le aziende che dunque contribuiscono anche a livello economico a finanziare i corsi, ma anche a livello di contenuti a definire un po' quelle che sono le unità formative dei nostri corsi, di modo che quello che noi inseriamo e trasmettiamo nelle nostre aule sia effettivamente rispondente a quelle che sono poi le esigenze delle aziende in cui i nostri corsisti andranno a lavorare. E vediamoli dunque brevemente i nostri corsi. Chiaramente io ora vi farò una panoramica molto veloce, ma vi spiegherò come poi approfondire in autonomia o grazie ad altri momenti di approfondimento appunto i contenuti dei singoli percorsi. Abbiamo al momento attivi 8 corsi, siamo distribuiti capillarmente su tutto il territorio regionale. E partiamo dai corsi, magari dal corso che ha frequentato Eleonora, il corso Dolomiti Tourism, Marketing and Communication, che ha sede a Belluno. È un corso in cui ci occupiamo di gestire l'ospitalità in un territorio patrimonio UNESCO che ha le sue specificità e anche le sue delicatezze, diciamo, e quindi abbiamo anche un'ottica e uno sguardo alla sostenibilità. È un corso in cui ci si occupa appunto di accoglienza, gestione dei flussi turistici, promozione territoriale, marketing del territorio, comunicazione, gestione di social media, competenze trasversali, insomma un corso un po' articolato anche connesso al territorio, specialmente alla Fondazione Cortina e alla Fondazione Milano Cortina 2026 per i grandi eventi. Primo fra tutti ovviamente l'evento olimpico che avrà luogo a brevissimo, tra pochissime settimane,
a Cortina, e quindi collaborazioni importanti con il territorio proprio per fare in modo che i ragazzi sperimentino direttamente attraverso dei bootcamp sul campo quella che è l'organizzazione di grandi eventi sportivi. Hospitality Marketing and Communication, il corso storico che si è via via rinnovato negli anni, ha sede a Jesolo, a Bardolino e a Chioggia. È un corso in cui ci si occupa di turismo a 360 gradi, dalla accoglienza, quindi la gestione del front e del back office, al mondo del viaggio, del tour operator, delle online travel agencies, la gestione della destinazione turistica, quindi c'è una parte legata anche al marketing territoriale, e l'organizzazione di eventi con lingue straniere, inglese e tedesco, che sono quelle ovviamente maggiormente richieste sul territorio regionale. Corso legato alla destinazione è il corso Tourism Destination Marketing and Communication, corso che ha sede ad Asiago, in cui ci occupiamo in questo territorio meraviglioso, su questo altopiano, in questa zona montana, di outdoor, quindi di turismo all'aria aperta, di esperienze di turismo slow, di promozione di questo territorio e quindi delle sue specificità. Chiaramente le competenze che si acquisiscono in questa sede sono poi declinabili su qualsiasi altro tipo di territorio. È ovvio che lì c'è una specificità legata alla destinazione montana con questo particolare turismo di eccellenza e anche molto sostenibile. Abbiamo poi, per rimanere un attimo nei corsi legati al turismo e all'hospitality, i corsi Spa and Wellness, Hospitality Marketing ad Abano Terme, che lo dice il nome, è un corso legato allo spa management, quindi alla gestione dell'hospitality e di tutte quelle strutture ricettive e di quei territori che offrono servizi di spa e di benessere. E poi il corso Tourism Innovation Digital 4.0, dove i temi del corso Hospitality sono declinati con uno sguardo più attento alle tecnologie, quindi all'analisi di dati, al benchmarking, al revenue management, alle tecnologie come proprio dispositivi digitali, dai visori per esperienze di realtà immersiva alle telecamere a 360 gradi, tutte dotazioni che noi abbiamo nelle nostre sedi, quindi per analizzare e acquisire competenze in tutti quegli aspetti di digitale che possono essere messi a servizio delle aziende e delle imprese turistiche. Abbiamo poi un altro ambito che è quello del food and wine tourism, quindi del turismo enogastronomico, con i corsi che hanno sede a Villorba, in provincia di Treviso, e a Verona. Sono corsi dove al mondo del food and beverage management, del food costing, del menu engineering si affiancano quelli del turismo enogastronomico, quindi il mondo del vino, delle cantine, abbiamo collaborazioni con l'associazione UNESCO della zona del Prosecco, Valdobbiadene, con l'associazione delle cantine storiche per quanto riguarda la Valpolicella, quindi il mondo del vino e delle cantine come veicolo e attrattore turistico di un territorio che va promosso anche in tandem con queste realtà aziendali e queste eccellenze. Infine, sempre a Verona, un corso nuovissimo, partito quest'anno, con grandissimo successo e interesse da parte vostra, il corso Events and Digital Management, quindi un corso legato proprio all'organizzazione di eventi non solo di carattere culturale, artistico e spettacolo, ma anche eventi MICE, quindi eventi dell'ambito business e congressuale. Infine, ovviamente ci troviamo a Verona, questo mi piace dirlo perché l'abbiamo localizzato lì, perché Verona è un hub importante a livello regionale e anche internazionale per eventi di tipo fieristico, e quindi una grande e importante collaborazione nel nostro corso con Verona Fiere, ma anche pensiamo agli eventi di spettacolo legati a quel bellissimo anfiteatro e teatro all'aperto che è l'Arena di Verona. E infine, per parlare di arena, di arte e di cultura, il corso Arts and Culture AI Digital Innovation ha sede a Venezia ed è un corso nel quale si mira a formare delle figure che abbiano competenze non solo nella conoscenza dei beni, delle realtà e delle attività culturali, ma soprattutto competenze legate alle tecnologie e alle innovazioni che possano comunicare, promuovere e veicolare i beni culturali e le attività, i servizi culturali al grande pubblico. Quindi come la tecnologia può essere d'aiuto nel promuovere il bene culturale. Mi rendo conto di essere stata rapidissima, ma se volete approfondire i contenuti dei singoli corsi potete entrare, prendiamo la sede di Belluno ad esempio, nella pagina dedicata al corso e potete
ovviamente vedere le parole chiave, adesso se si caricano, e comunque insomma la descrizione un po' generica del corso, ma anche scendendo nella pagina andare a scaricarvi le unità formative così da vedere esattamente il peso in termini di ore delle singole unità di ciascun corso, ad esempio 30 ore di hospitality management, 50 ore di marketing per la destinazione Dolomiti e via dicendo. Ultime due informazioni rapidissime per quanto riguarda le iscrizioni che sono già aperte e potete entrare sul nostro sito e nella sezione iscrizioni compilare questo breve form, è una prescrizione online assolutamente gratuita e non vincolante, se avete già piacere di preiscrivervi ben venga e poi verrete ricontattati e vi daremo indicazioni sulla data delle selezioni perché ovviamente per accedere ai corsi ITS si deve superare una selezione, magari Eleonora ci racconterà qualcosa anche su questo, con il mio supporto eventualmente, e poi per rimanere in contatto con noi altre modalità di orientamento. Ovviamente gli Open Campus, quindi l'orientamento in presenza nella nostra sede di Jesolo ed eventualmente anche sul territorio, pubblicheremo a breve delle ulteriori date, potete prenotarvi per visitare la nostra sede e assistere a un Open Lesson tramite il nostro sito in questa sezione orientamento. Ma poi se volete un approfondimento su uno dei corsi di cui vi ho raccontato così rapidamente, potete prenotare un colloquio di orientamento one-to-one, una chiacchierata online di una trentina di minuti con me o con un collega orientatore. Infine, ultima informazione che mi ero dimenticata di darvi, la possibilità di svolgere esperienze internazionali, aderiamo anche noi al programma Erasmus e quindi lo stage del secondo anno, questi 2 mesi e mezzo di esperienza aziendale si possono svolgere anche in un paese europeo. Benissimo, adesso io mi taccio e lascio la parola ad Eleonora. Eleonora, ti chiedo se vuoi ovviamente di presentarti, raccontarci qualcosa sulle motivazioni che ti hanno spinto a iscriverti al nostro corso di Belluno in particolare, ma in generale anche a scegliere l'ITS, perché immagino che tra chi ci ascolta ci siano ragazzi che stanno valutando varie opzioni, università, ITS, andare a lavorare, diciamo, quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere questa strada anziché altre e come è andato un po' il tuo percorso anche a livello di stage e di esperienza in azienda. Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Eleonora e sono una neodiplomata dell'ITS Academy Turismo Veneto della sede di Belluno e vi racconto un po' la mia esperienza. Quindi partiamo dal diploma, io sono diplomata in moda. Ok, quindi è un ambito completamente diverso. Finita la scuola, ho deciso di entrare a lavorare nell'azienda di famiglia, che è un'azienda metalmeccanica, non c'entra assolutamente niente con quello che riguarda ITS. Ad un certo punto della mia carriera, del mio cammino, mi sono trovata davanti all'opportunità di poter frequentare ITS e ho deciso di lasciare il lavoro, quindi lasciare l'azienda di famiglia e intraprendere gli studi di ITS. Premetto che il mio obiettivo è quello di diventare manager in ambito turistico, gestendo quelle che sono le altre proprietà della mia famiglia, come in questo caso l'hotel dove mi trovo in questo momento. Noi abbiamo un hotel a Feltre e il mio obiettivo appunto è quello di mandare avanti tutto quello che riguarda il turismo all'interno delle aziende di famiglia. Mi sono diplomata l'anno scorso, perché ormai siamo nel 2026, e ho svolto i 2 anni di tirocinio insieme a ITS, una parte è dedicata, come diceva prima Giulia, agli studi e una parte è dedicata al tirocinio. Il primo anno ho svolto lo stage al Bonotto Hotel Belvedere di Bassano, dove mi è stato chiesto di poter tornare a lavorare, però io vivo a Feltre, per me era un po' difficile poter arrivare lì, quindi ho dovuto rinunciare. Il secondo anno invece ho lavorato in un'agenzia
Viaggi di Lentiai, dove mi era stata fatta la proposta di poter prendere in mano l'agenzia, quindi di poterla mandare avanti e gestire, che l'agenzia potesse diventare mia. Io però, grazie anche a ITS, ho tante idee, ho molte opportunità che ogni tanto mi mandano un attimo in confusione, e quindi non è stata la mia scelta. Terminati gli studi mi sono presa un attimo una pausa di riflessione, anche perché durante il percorso di ITS sono stata selezionata per diventare volontaria alle Olimpiadi. Difatti mi vedete qui in questo momento, e oggi è il 14, fra circa una decina di giorni ci vediamo a Cortina per chi seguirà l'evento olimpico, e quindi ero un attimo presa. Mettiamola così, ridendo e scherzando, ok, sono diventata social media manager per la mia azienda, quindi per l'hotel. Insieme all'hotel gestisco anche altre pagine social. Se voi entrate nel mio social le vedete, o se visitate il social dell'hotel, si chiama Boutique Hotel Doriguzzi, vedete quello che io ho fatto, che è esattamente quello che io ho imparato con ITS, niente di più. Non ho fatto nessun'altra formazione al di fuori di quella, quindi posso dire che io ho sempre avuto un po' difficoltà per quanto riguarda idee e creatività, invece ITS è stata in grado di toccare quelli che sono i punti di spunto per poter poi sbocciare. E in ITS, io sono sincera, ho avuto una grande opportunità, perché abbiamo affrontato durante i 2 anni di studio più argomenti e più lavori. Quindi abbiamo imparato come si organizza un evento, come si gestiscono le pagine social, abbiamo imparato tutto quello che riguarda il gestire un'azienda a livello turistico, quindi tutta la parte economica, di bilanci, di marketing, tutto quello che sta dietro all'azienda che uno può avere davanti. E niente, quello che posso dire io è che per me è stata davvero una grande opportunità, come ho già detto, e tuttora li seguo. Mi è un po' venuta la nostalgia, ammetto, quando Giulia scorreva lungo le pagine del corso, però vabbè, tutto ha un inizio, tutto ha una fine, e una fine ha sempre un nuovo inizio che è ancora più bello, e quindi adesso bisogna andare avanti. L'anno scorso a quest'ora, proprio ieri, guardavo nei miei social un ricordo, ero alla Coppa del Mondo a Cortina, dove sono andata insieme a tutti i miei colleghi del corso di ITS. Siamo stati una settimana a organizzare, a vedere come si organizzava questo evento a livello mondiale, e poi anche come posso dire, ad assisterlo, quindi durante proprio l'evento che è stato nel weekend di sabato e la domenica. Io ho potuto svolgere il ruolo di accompagnatrice della mascotte, quindi ho avuto la fortuna di poter entrare ovunque alla Coppa del Mondo e ho un po' spiato dappertutto. E invece per quanto riguarda le Olimpiadi, il mio ruolo sarà quello di Villages Management, quindi quello che riguarda l'organizzazione del villaggio olimpico a Fiammes. Io mi troverò a Fiammes. Bellissimo, bravissima Eleonora, complimenti. Grazie. Niente, stavo riflettendo mentre tu parlavi, proprio perché molto spesso ITS apre delle opportunità anche a chi è un po' confuso e un po' indeciso sul da farsi, diciamo anche a livello di quali sono le professioni del turismo, perché ci si immagina le classiche professioni, non so, la gestione di una prenotazione, lo stare al front office di un hotel, ma effettivamente in aula si incontrano professionalità e professionisti
dei più variegati, che aprono dei nuovi mondi, delle nuove opportunità e permettono anche ai ragazzi di sfruttare al meglio le proprie inclinazioni e le proprie passioni, come stai facendo tu con queste esperienze anche così varie e che arricchiscono il tuo curriculum. E mi piace sottolineare, mi fa piacere che tu abbia ricordato dove ti trovavi l'anno scorso col tuo gruppo, classe, perché queste sono le esperienze che noi offriamo ai nostri ragazzi, esperienze fuori dall'aula, che non sono soltanto quella di stage, ma anche questi bootcamp, questi viaggi studio, visite alle fiere di settore, visite aziendali, testimonianze di aziende, di esperti, quindi una serie di momenti immersivi nei quali ci si confronta subito con la realtà e con il mondo vero, quindi non si fanno soltanto esercitazioni e project work in aula, ma si fanno anche sul campo esattamente, realmente. Ecco, vedete poi qui sullo schermo i nostri nuovi spazi laboratoriali nella sede di Jesolo, e in realtà in tutte le nostre sedi siamo dotati di tecnologie che ci permettono di attivare dei laboratori di realtà immersiva e digitale, quindi visori, le telecamere 360, dei sistemi audio, dei tablet, tutta una serie di materiali che permettono anche ai docenti di usare formule innovative per la docenza e per la formazione. Un'ultima informazione riguarda invece le selezioni che abbiamo lasciato un po' in sospeso, perché so che è una domanda che viene sempre fatta: come funzionano, cosa devo studiare? Le selezioni sono costituite da due momenti, te lo ricorderai anche tu magari Eleonora, una parte di test a crocette multidisciplinare di cultura turistica, un po' di geografia, un po' di logica, di inglese, di informatica, insomma diciamo che non credo che tu ti fossi preparata particolarmente Eleonora, perché sono un po' delle domande di cultura di base che ci permettono di sondare un po' il livello di cultura del candidato. Dopodiché quello che è importante, che più conta per noi, è il colloquio motivazionale, giusto? Ti ricordi del tuo colloquio Eleonora? Sì. Assolutamente, me lo ricorderò per sempre perché ho avuto 3 giorni di tempo per pensare cosa volevo fare della mia vita e ho avuto pochissimo tempo, quindi se ce l'ho fatta io, ce la possono fare benissimo tutti perché la mia è stata proprio una cosa all'ultimo. Sì, ecco, quindi insomma diciamo che avevi anche la stoffa ovviamente. In questo colloquio si cerca proprio di individuare questo, di capire quali sono le passioni, le motivazioni, gli interessi, insomma quello che è il motore che spinge il candidato a dire bene, io per un paio di anni mi impegno e voglio frequentare questo percorso che comunque è velocissimo perché non sono nemmeno 2 anni, perché sono 7-8 mesi all'anno di formazione, quindi va veramente veloce, ma vi porta a grandi risultati, perché noi dal momento in cui entrate nelle nostre aule vi accompagniamo passo passo fino all'azienda, anche con la presenza di tutor che vi seguono sul posto in ogni sede e con i quali farete i colloqui di stage, insomma con i quali stringerete un rapporto molto di fiducia, anche di confidenza, quale è anche quello che avrete con i formatori, perché le classi sono piccole, vero Eleonora? Eravate una ventina, 20, 25, il 25 è il numero massimo di corsisti per ogni nostro corso, per cui ci si conosce tutti quanti, si lavora bene in gruppo, questi numeri piccoli permettono anche di entrare in relazione diretta con i formatori e approfittare anche della loro presenza per crearsi un network di contatti su LinkedIn o su altre piattaforme, insomma le occasioni per aprirsi delle strade professionali sono molte. Eleonora le sta sfruttando anche, insomma, grazie, immagino, alle competenze che ha acquisito e come lei diceva nel corso del biennio. E quindi ragazzi, insomma, se avete altre curiosità o domande, siamo a disposizione ancora per qualche minuto sulla chat, altrimenti io rinnovo la nostra disponibilità a svolgere dei colloqui individuali di orientamento, quindi potete prenotarli tramite il sito o scrivendo direttamente a me a orientamento@itsturismo.it. Vi invito anche a seguirci sui nostri social, la nostra pagina Instagram. Immagino che seguiate più Instagram che Facebook, voi giovanissimi. Ecco, e quindi rimanete in contatto con noi. Abbiamo altre cose in serbo, open day in presenza, anche dislocati sul territorio, quindi avrete sicuramente modo di raggiungerci e di entrare in contatto con noi direttamente.
Samantha, dimmi se tu vedi qualche altra domanda in chat, ma No, e tra l'altro sono subentrata perché ho visto che mancano 30 secondi, siccome cioè, qui è tutto nuovo, nonostante questa piattaforma la utilizziamo da 3-4 anni, non so se di fatto poi ci cacci fuori quando tra 20 arriviamo secondi tutto al esploderà, quindi esatto. Quindi in realtà sono anche entrata più che altro per salutare e non ho visto grandi domande, però insomma al solito, come abbiamo visto storicamente, tutti i primi Open Day sono un po' così, poi rompete il ghiaccio e ci fate la qualunque a livello di domande, ma comunque siamo disponibili per tutto. Siamo ancora qua? benissimo. Siamo Siamo ancora ancora online? qui? Credo di Ok, sì, quindi anch'io. ok, siamo arrivati allo zero, ma siamo ancora online. Bene. Perfetto, bene. Non sapevo se Ringrazio iniziavamo. anch'io. Dimmi, Volevo dimmi. solo dire che se c'è qualche timido, può scrivere anche a me se ha qualche domanda un po' più riguardante la classe, i compagni, gli alloggi e quant'altro. Ho già ricevuto domande e dopo io vi indirizzo comunque a Samantha, Giulia o chi per Brava, no, esso. no, Benissimo. tranquilla, gestiscile tranquillamente tu, no, mi stavo inserendo anche su questo, abbiamo visto, ma ci sta, che appunto voi volete anche proprio sapere la vita vera della classe, di come si vive, di come ci si organizza la giornata o quant'altro. Solitamente noi tagghiamo chi ci sarà nell'Open Day digitale, in questo caso troverete nelle storie Eleonora, quindi potete taggarla, seguirla, eccetera, farle le domande che volete, poi chiaramente su cose un pochino più tecniche non abbiate anche timore di concordare anche un appuntamento con Giulia e piuttosto che fare anche domande specifiche su Instagram, rispondo sempre, per cui così, ecco, era l'unica specifica. Benissimo, perfetto. Grazie a Bene, tutte voi, grazie a grazie per tutti. il seguito. Buon proseguimento, in E bocca al lupo. buona scelta. Esatto. Esatto, brava Ele, brava. E te in bocca al Bene. lupo con le Olimpiadi, ma ci aggiornerai. Ci Sentiremo seguiremo. ancora parlare di te. Assolutamente. Grazie Ciao, Va Eleonora, bene, grazie grazie Samantha per mille a il tutte e grazie. supporto. due. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao.